Non solo accuse di scarsa esperienza, ma veri e propri insulti e persino espliciti inviti di carattere sessuale, troppo per non denunciare quanto le stava accadendo. Mamma e moglie, laureata e libera professionista, la trentenne Federica Ortolan ha il torto, secondo gli haters del web, di aver deciso di candidarsi a sindaco di Carbonera. Alla sua prima esperienza in politica si aspettava di dover intraprendere una dura campagna elettorale, quello che invece non immaginava sono i numerosi insulti sessisti lasciati da alcuni ignoti nel suo profilo Facebook. Dei post che sono assolutamente vergognosi oggigiorno, che riguardano l'ambito familiare, riguardano la donna in generale, commenti sessisti del genere stai a casa, segui la tua famiglia, in politica le donne non capiscono niente. Federica Ortolan è la candidata donna a sindaco più giovane di Treviso ed ora si ritrova a combattere contro due stereotipi per chi ha deciso di offenderla in rete: essere donna ed avere un'età incompatibile con le responsabilità derivanti dal ricoprire il ruolo di primo cittadino. Ecco, tutti i discorsi che vanno a offendere il ruolo della donna nella società, che è vista in grado di accudire i figli, portare avanti una famiglia, andare a lavorare, ma non è vista in grado di sostenere il ruolo di primo cittadino, e questo francamente fa molto dispiacere e mi rattrista. Essere donna attrae affermazioni sessiste che testimoniano ancora l'arretratezza e la misoginia di una parte di popolazione maschile. Commenti di uomini che si nascondono dietro ad una tastiera che la candidata ha provveduto più volte alla rimozione. Non meritano risposta a questi commenti, li ho nascosti per dignità e per rispetto verso le altre donne che potevano anche loro venire offese da questi commenti negativi. La solidarietà non si è fatta attendere dalle tante donne di Carbonera. Ricevo quotidianamente segnalazioni di affetto da parte di donne del comune che finalmente si vedono rappresentate e sono orgogliose di avere un candidato donna.